8 ore di sciopero nel giorno di entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. All'Electrolux di Susegana, le rappresentanze sindacali interne della sede trevigiana del colosso svedese del freddo hanno annunciato la linea dura, la decisione al termine di un'accesa assemblea, una linea non improvvisa. A Susegana i lavoratori avevano già protestato contro il Green Pass quando ne era stato introdotto l'obbligo in mensa. Oggi è solo che peggiorata e chiediamo al governo e al sindacato il massimo impegno per togliere il Green Pass nei luoghi di lavoro. Nello stabilimento di Susegana, 1430 dipendenti, circa il 20% non è vaccinato contro il Covid e quindi per ottenere il Green Pass deve sottoporsi a tampone ogni 48 ore con costi insostenibili, denunciano le RSU per il lavoratore. Di qui la decisione di incrociare le braccia per 8 ore venerdì. Decisione, dicono le RSU, condivisa dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Qui anche lo sciopero che avevamo già fatto, perché noi abbiamo già fatto 4 ore 15 giorni fa, ha scioperato la larga maggioranza, tra vaccinati e non vaccinati non è cambiato nulla, più o meno quella è la dimensione, perché si accorgono tutti che quanto sta facendo il governo questo intervento pesante, un intervento eccessivamente pesante contro i lavoratori, contro il lavoro e che mette in difficoltà non solo i lavori ma anche le imprese creando un clima impossibile. Questa cosa qui è capita da tutti e per questo protestano anche coloro che, come il sottoscritto e tanti altri, è vaccinato.